Vedete, ci sono anche autobus, 3 persone sull'autobus, dico proprio 3. Questa è Roma, Roma sotto l'epidemia, anzi la pandemia del coronavirus. Cari amici, questa era la situazione a Roma che vi ho descritto stamattina durante la mia corsa. Adesso sono in casa, sono le 6 del pomeriggio, sono con la mia famiglia come tutti gli italiani. È fondamentale rimanere in casa in questo momento perché il contagio deve bloccarsi, deve fermarsi. In Italia si stanno vedendo i primissimi segnali di speranza, è ancora lunga la battaglia e mi raccomando, tutta l'Europa dovrà seguire queste regole, è fondamentale. Ce la faremo tutti uniti.